Buongiorno dirigente. Buongiorno. Innanzitutto, come sta la scuola, sia la scuola in generale che anche la nostra nello specifico? Sta direi come al solito, no, mi spiego meglio. Ovviamente la scuola sapete che soffre di problemi cronici mai risolti nel tempo. Uno dei problemi più grandi è il reclutamento del personale, sia il personale docente che il personale amministrativo, i collaboratori scolastici. Ci sono stati vari tentativi nel tempo di migliorare il reclutamento, ma l'amministrazione attualmente ha ancora un sistema lento che ogni anno rende stentato e faticoso l'inizio delle lezioni. Noi per esempio abbiamo dovuto aspettare l'assunzione di più di 80 docenti. L'amministrazione ha iniziato con le assunzioni quasi a fine settembre e ha concluso a fine ottobre, quindi un bel mese di tempo per aspettare per avere 80 docenti, cioè più della metà. Sapete che io sono un tifoso della scuola. È vero che la scuola ha tanti problemi, però in ogni caso, dal mio giudizio, sono tentato a vedere il mezzo bicchiere pieno. Per quanto mi riguarda, insomma, io vedo che comunque riesce a funzionare. Uno dei motivi, l'ho detto altre volte, è che all'interno ci sono tantissimi professionisti che con grande sacrificio sopperiscono a quelle che sono effettivamente delle carenze strutturali e storiche, direi. Non so se fuori è così evidente, io da fuori non me ne rendevo conto qualche anno fa, però vi assicuro che è così. Lo sforzo umano è notevole e in qualche modo riesce a sopperire a quelle che sono carenze, insomma, che non si riesce a capire bene come mai non vengono risolte. In questo momento, come è organizzata la nostra scuola dal punto di vista della didattica e quali sono le eventuali problematiche presenti che ancora devono essere risolte? I problemi non mancano mai, purtroppo, in un'istituzione scolastica, come ho detto prima. Scuola è un'istituzione complessa. Non si può immaginare, per esempio, di recuperare in poco tempo decenni di sottovalutazioni e di scelte discutibili, sia a livello centrale che periferico. Le fonti di finanziamento, per esempio, ho detto più volte, sono lo Stato, la provincia, le famiglie, non sono mai sufficienti, anzi sono proprio scarse. Questo dice che bisogna quindi praticamente adoperarsi per cercare altre fonti e non è facile, anche se noi stiamo facendo il nostro piccolo dovere, insomma, in questo senso. A proposito di didattica digitale integrata, è evidente che funziona se c'è un'infrastruttura per la connettività già consolidata, e invece nemmeno nel nostro istituto era così. Lasciamo a parte il Plesso Duca, nel quale abbiamo potuto intervenire solo dal 1° settembre, perché prima non era nostro. Anche nella Plesso Centrale, come ben sapete, la connettività si basava sulla rete Wi-Fi, che non può supportare un uso massivo. Da luglio abbiamo avuto dei fondi, quindi sono stati spesi 30.000 euro per la connettività, tra l'altro messa su procedendo in regime d'urgenza, correndo, eccetera, anche se ci sono delle procedure poi di legge che bisogna rispettare. Ora la connettività c'è, ma però bisogna curare anche ancora molti dettagli rimasti senza interventi per troppi anni. Faccio un esempio, alla fine abbiamo messo la doppia fibra ottica in entrata, abbiamo messo i cavi e abbiamo scoperto che i nostri computer sono a maggior parte macchine obsolete. Quindi anche lì questioni di microfoni, insomma tutti quei dettagli anche di hardware che permettono di fare dei collegamenti di qualità, perché è inutile fare didattica digitale integrata se poi il collegamento non è di qualità. Io ho fatto una stima, ci vorrebbero circa 200.000 euro per aggiornare il nostro parco macchine di computer. Comunque, detto questo, siccome io sono in collegamento con 240 miei colleghi della regione, devo anche dire che in base alle loro testimonianze noi tutto sommato siamo tra i pochi istituti della regione che se la cavano, tutto sommato. Gite scolastiche, corsi di teatro, laboratori, corsi di lingue, tantissime attività sono state obbligatoriamente sospese o temporaneamente limitate a causa del coronavirus. E cosa può fare la scuola o farà la scuola per far fronte a questa perdita? Sì, purtroppo sono sospese, è vero. Sapete che è scritto più volte e sottolineato più volte nei cosiddetti DPCM che si susseguono nel tempo, l'ultimo quello del 3 novembre. Sappiamo anche che l'offerta extracurricolare, perché si tratta di questo, rappresenta uno degli elementi qualificanti di un'istituzione scolastica, quindi rinunciare non è una cosa da poco. Oltretutto, comunque, sono anche onesto, in regime emergenziale, in questi mesi le cose sono cambiate di continuo, da un giorno all'altro, è veramente difficile consolidare una programmazione. Dopo aver lavorato settimane
per emanare un tipo di organizzazione, siamo stati costretti molte volte a ricominciare tutto da capo di nuovo. Quindi significa che non abbiamo avuto il tempo per pensare a come sostituire questa offerta extracurricolare. Proprio in questi giorni abbiamo cominciato anche a parlarne. Ci sono, diciamo, esperienze virtuali, è chiaro che viene spontaneo, no? Passare subito alle esperienze virtuali. Io dico perché no. Per esempio abbiamo una programmazione di educazione civica da riempire di contenuti. A mio giudizio sarebbe bello che gruppi di studenti si adoperassero per realizzare o sperimentare, non so come chiamarli, virtual tour per esempio. Il sistema scolastico poi già da tempo permette gemellaggi elettronici con classi di altri paesi, uno si chiama e-twinning. A mio giudizio sono tutte esperienze molto belle e coinvolgenti, direi anche molto formative. Diciamo, queste sono delle idee di base, di inizio, insomma. Tra l'altro ho intenzione di costituire il comitato studentesco anche quest'anno e quindi di confrontarmi con gli studenti finché insomma si possano fare delle proposte ovviamente fattibili, non vedo perché no, insomma. Diciamo sostanzialmente credo che quest'anno dovremo basarci su queste cose qua. La scuola aperta è un appuntamento tradizionale per far conoscere il nostro istituto agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie. Quest'anno cosa si potrà fare? La scuola aperta è un appuntamento molto importante, vitale direi, da non sottovalutare e al quale sicuramente non vogliamo rinunciare. Ovviamente non nel senso tradizionale perché abbiamo la necessità di operare in sicurezza per obbligo di legge. Noi abbiamo istituito quest'anno l'orientamento permanente di 8 docenti. All'interno dell'orientamento permanente ci occupiamo di quello in entrata, di quello in itinere e di quello in uscita. Per adesso il gruppo lavora sull'orientamento in entrata, cioè per esempio sulla scuola aperta. Come ho detto prima abbiamo delle idee, stiamo costruendo uno spazio dedicato sul sito, le abbiamo già, credo che forse le stanno mettendo in questi giorni o in queste ore, piccolo slideshow, dei filmati carini tra l'altro. Ovviamente mi piacerebbe che il contributo degli studenti quest'anno fosse ancora più significativo. L'anno scorso sono andato alla scuola aperta, ho visto dei contributi degli studenti stupendi. Mi auguro, insomma, sono convinto che possiamo fare qualcosa anche realizzando dei filmati dedicati a piccoli aspetti del nostro istituto. Quindi sicuramente abbiamo bisogno del contributo degli studenti per poter fare questa scuola aperta virtuale. Poi ci sono altre piccole cose che abbiamo in mente, ma vediamo se riusciamo a farle. Seguendo i bollettini e alcuni esponenti del comitato tecnico-scientifico, la scuola sembrava un luogo sicuro e non fonte di casi positivi e focolai. Ora invece che è chiusa, stiamo sacrificando il valore sociale della scuola per qualche bus? Non credo che ci sia la volontà di sacrificare la scuola, io direi esattamente il contrario. Quello che vedo è che è aumentata la consapevolezza del valore sociale della scuola, proprio a causa dell'effetto di mancanza e sottrazione. Certo, bisogna capire chi è il soggetto a cui mi sto rivolgendo, ma in generale, socialmente, famiglie, studenti, docenti, abbiamo aumentato la consapevolezza sul valore sociale della scuola, questo è già un risultato. È vero però che le scelte politiche non sono state certamente tra le più felici e quindi adesso stiamo pagando queste scelte frutto di compromessi, di contraddizioni e di sottovalutazioni. Comunque il problema dei trasporti è vero, dal punto di vista dei contagi ci sono articoli scientifici datati luglio, datati giugno che hanno dimostrato che nei sistemi di trasporto si è diffuso molto. La politica non ha saputo capire in tempo i fronti sui quali avrebbe dovuto concentrare le già scarse risorse, quindi ha fatto spese magari su capitoli che erano meno importanti, mentre doveva concentrare le risorse, a mio giudizio, sul problema trasporti, anche se è vero che non è un problema di facile soluzione, non è una questione di manciata di bus. Per poter, contrastare la diffusione dei contagi, adesso siamo arrivati al 50%, ma neanche il 50% di occupazione sarebbe sufficiente. È già qualcosa, però partivamo dall'80%, quando quest'estate addirittura qualcuno parlava addirittura 100% di occupazione. Insomma, voleva dire non aver capito molto il problema. Il problema trasporti purtroppo è andato come è andato e adesso ne stiamo pagando le conseguenze. Insomma, si era parlato lo slogan, no? Aprire le scuole in sicurezza, ma non curando i trasporti, questo era uno slogan predestinato al fallimento. Siccome le cose sono complesse, devo anche dire che paesi dove hanno brillantemente risolto il problema dei contagi, la Cina sicuramente, la Corea del Sud e il Giappone, hanno un sistema di trasporti efficiente eppure affollato, quindi qui un po'
diciamo, c'è da riflettere, perché vuol dire che il fenomeno pandemia è complesso e le risposte più efficaci non sono quelle, diciamo, più spontanee, più pavloviane, diciamo, no? La cosa è complessa, non è detto che insomma sia come la pensiamo noi. Però una piccola cosa la vorrei dire: non è del tutto vero che la scuola non abbia contribuito per una piccola parte alla diffusione dei contagi. La diffusione dei contagi è fatta a 100, ogni aspetto contribuisce per la sua parte, 1%, 5%, 10%, e fa il totale della diffusione dei contagi. Noi come istituto siamo stati fortunati, sono in collegamento con dei colleghi, la diffusione dei contagi in queste scuole, in alcune delle scuole, ha dimostrato che c'è stato un certo contributo. Insomma, c'è stata una certa superficialità e una certa sottovalutazione anche in generale all'interno delle scuole. Io dico che forse era necessario non solo curare i trasporti, ma anche adottare misure più coerenti all'interno delle istituzioni scolastiche, e sapete, credo, a cosa mi sto riferendo. In più articoli si legge che la scuola in questa condizione potrebbe incidere in termini di competenze e redditi futuri degli studenti. Cosa ne pensa a riguardo? Sì, non c'è alcun dubbio che la qualità del sistema di istruzione ha un impatto sulle competenze e anche sui redditi dei futuri cittadini. Ci sono studi su questo. Direi anche di più, ha un impatto anche sulla crescita, non solo economica, di una società. Tutti i paesi moderni investono molte risorse nel sistema di istruzione. Non dimentichiamo che noi italiani abbiamo un sistema di istruzione praticamente gratuito, costa alle casse, se non ricordo male, circa 70 miliardi di euro all'anno, e oltretutto il MIUR, non so se lo sapete, è l'azienda italiana con il maggior numero di dipendenti. Che dire, non so dire se questi stop and go della didattica in presenza, in cui siamo costretti comunque, potrà avere un impatto così importante. Non dobbiamo dimenticare che il periodo di formazione per uno studente oggi in Italia dura all'incirca 13 anni per quasi tutti. Tra l'altro, ecco, colgo subito l'occasione per esortare voi che mi state magari ascoltando, se siete studenti, di continuare con gli studi all'università. Io credo che bisogna avere fiducia e investire sicuramente nelle possibilità di recupero di quello che è andato perduto, diciamo, o apparentemente è andato perduto. Per parlare di studi scientifici, questi indicano che la qualità dell'apprendimento, per esempio, è legato alla consapevolezza, soprattutto all'interno, per esempio, dell'ambiente familiare in cui vivono gli studenti, circa il ruolo fondamentale della scuola. Io faccio una domanda: siamo sicuri che questa fosse la consapevolezza generale prima della pandemia? Credo che la scuola già da tempo soffrisse di una scarsa considerazione sociale, e io credo che oggi questo male che ci è capitato, no, di dover appunto rinunciare alla didattica in presenza, in qualche modo forse ci insegna la lezione dell'importanza, ha aumentato la consapevolezza generale. Oltretutto non è vero che la didattica si sia fermata, noi sicuramente abbiamo fatto il nostro piccolo compitino, l'abbiamo portato a casa abbastanza bene lo scorso anno, e adesso chiaramente siamo partiti in modo stentato perché ci mancavano dei docenti, però siamo a regime. Io credo che se studenti e docenti collaborano insieme, in modo significativo si possono realizzare esperienze formative molto importanti, anche con la didattica digitale integrata. Cioè non punterei tanto sulla quantità, ma sulla qualità, che forse prima si pensava più alla quantità e un po' meno alla qualità. Quindi poche cose fatte anche meglio, magari coinvolgendo un po' di più gli studenti, forse potrebbe essere un modo per portare esperienze attive più profonde che restano un po' di più, no? Direi così, insomma. Si è parlato molto di banchi monoposto, aule da trovare, distanze, mascherine e tante altre cose. Però sembra che nessuno si sia posto, abbia portato all'attenzione il problema dello stato d'animo degli studenti, ma anche quello degli insegnanti. Beh, la questione estiva dei banchi monoposto è stata ovviamente sconcertante, indubbiamente, e direi anche però paradigmatica di una società che non ha solidi punti di riferimento, è facilmente strumentalizzabile e non ha consapevolezza sui reali bisogni della scuola. Sì, sono d'accordo, il problema dello stato d'animo è fondamentale, sia per gli studenti che per gli insegnanti. Aggiungerei, se mi posso permettere, anche quello dei dirigenti. Comunque non pensiate sia facile per me affrontare le giornate in questa situazione. Le relazioni sono fondamentali per gli esseri umani. Aggiungerei che però relazioni di qualità, per esempio eviterei in presenza di registrare quei video un po' strani, diffonderli, no? Che sono abbastanza
limitiamoci a dire strani, no? Questa non è una vera relazione in classe, insomma, sana. Mi ricordo adesso, scusatemi, dico che la nostra scuola in luglio proprio ha partecipato a un bando di finanziamento di 100.000 euro su attività di sostegno psicologico. Ovviamente dobbiamo vedere se riusciamo a portarlo a casa, credo di sì, e poi dobbiamo anche decidere come spendere al meglio questi soldi. Quindi io la consapevolezza ce l'ha anche lo Stato, perché ci ha dato questa possibilità di partecipare a questo bando. Certo che i soldi sono limitati, è un modo di dire, perché appunto ho partecipato a un bando di 100.000 euro, quindi per una scuola sola. Ovviamente io mi sto riferendo un po' a diventare scuola polo del territorio su questo aspetto, quindi se lo vinciamo questo bando. Il problema c'è e vale per tutti, e dobbiamo farci coraggio anche un po' a vicenda, oltre che appunto investire risorse in questo aspetto. Cambiando un po' argomento, noi siamo un po' sconcertati dalle liti e dalla divergenza di opinioni tra i vari virologi e medici e vari scienziati. Lei, che proviene dal mondo scientifico, ha un parere, una motivazione su questi pessimi spettacoli che come unico risultato hanno quello di generare incertezze? Lo sono anch'io, sconcertato molto. Lo spettacolo offerto è, sì, la parola giusta è sconcertante. Questi uomini cosiddetti esperti, perché comunque non tutti lo sono davvero, hanno fatto sicuramente un pessimo servizio, sia alla scienza sia alle nostre società. Però non dobbiamo confondere la scienza con gli uomini. Gli uomini inseguono la loro indole narcisistica, facile notorietà, i facili guadagni, e questo sostanzialmente spiega ciò che i sistemi TV e nei media generali. La scienza invece è un metodo di lavoro, un metodo di studio del mondo. La scienza non ha certezze, anzi vive di incertezze. Se mi permettete insomma, di usare parole un po' così significative, vive di umiltà, di faticoso lavoro quotidiano. L'attività di ricerca è difficile e faticosa, non è che porta a risultati dall'oggi a domani, quindi magari uno si ritrova a lavorare 3, 4, 5 anni per avere un piccolissimo risultato. Questa è la ricerca, questa è la scienza. D'altro canto la società umana invece, soprattutto in questi momenti angosciosi e incerti, ha bisogno di certezze, e quindi qui si inserisce il nostro sistema informativo, che io chiamerei piuttosto disinformativo, che vive sulle paure e sulle angosce delle persone e le nutre le nostre angosce con le risposte che vogliamo anche sentirci dire, no? Sentirci ascoltare. Quindi questo è il quadro, secondo me, io lo leggo così. Vorrei anche dire che a fronte di qualche narcisista, purtroppo troppi, che vanno in TV, ci sono migliaia appunto di ricercatori che continuano a lavorare di giorno per il progresso e il benessere dell'umanità, questo è indubbio. Anche in questo caso la scienza, per chi ha occhi per vedere, sta fornendo risposte importanti riguardo ai virus, che io chiamo macchine molecolari, no? La chimica, per esempio, è il centro dell'attività di ricerca sulla dinamica e sui processi molecolari. Il problema è che gli studiosi su queste cose sono sempre troppo pochi, perché studiare scienza direi che non è considerato propriamente un valore, e magari uno cerca più i soldi, che invece chi studia, fa scienza, ricerca, non è che guadagna tantissimo. Il problema è che appunto ci vorrebbero molti più ricercatori su questi campi difficili, magari si spendono miliardi di euro in armamenti e invece finanziamenti sulla ricerca, quella teorica, quella di base, sono veramente scarsi. Tra l'altro vorrei anche dire, noi abbiamo degli indirizzi di biotecnologie che sono la base di questi studi, quindi esorto gli studenti, i nostri amici che fanno indirizzi di biotecnologia a studiare, perché tra l'altro questo è proprio l'incipit per andare oltre poi magari all'università facendo il dottorato di ricerca. Comunque sarò sempre dalla parte della scienza. Gli uomini la inquinano con la loro umanità, appunto. Cioè, facciamo un esempio: il sistema dei tamponi molecolari che rilevano il virus è il risultato di ricerche scientifiche e permettono di fare scelte sanitarie oggi molto importanti. Pure i mezzi diagnostici tipo la risonanza magnetica, la TAC, permettono di fare diagnosi anche in questo caso, sto parlando in questo caso per di scoprire se c'è una polmonite o meno. E poi la scienza offre mezzi terapeutici, strumenti terapeutici importanti come i farmaci, e tutti questi lavori sono il risultato appunto del lavoro di ricercatori, ma che non è pubblicizzato, non viene molto pubblicizzato. Concludo dicendo per esempio che la vera risposta terapeutica probabilmente a questo virus saranno gli anticorpi monoclonali, anche in questo caso frutto della ricerca di base della chimica e delle biotecnologie, tanto per dire. Ecco, adesso avviandoci verso la conclusione dell'intervista, ricordando la diretta di Eugenio RTV di fine anno, alcuni degli insegnanti che hanno partecipato hanno ricordato episodi del loro periodo scolastico alle superiori.
Ci può dire lei la prima cosa bella, il primo ricordo che le viene in mente della scuola che ha frequentato quando aveva la nostra età? I ricordi sfumano, come ben sapete, ma sono tanti sicuramente. Per me il periodo delle scuole superiori è stato molto importante. Per esempio non ero mai assente proprio perché stavo bene a scuola. Mi piaceva studiare e non ho mai smesso di farlo. È stato sicuramente un periodo di crescita significativo. Che so, è stato il periodo dei primi amori, per esempio, quello delle amicizie che durano ancora a distanza di tanti anni. Non dovrei dirlo, ma è stato anche un periodo in cui ho fatto goliardate a scuola, appunto, che oggi probabilmente non sarebbero accolte favorevolmente come allora. Sapete, i tempi sono molto cambiati, una volta docenti e dirigenti veramente non si accorgevano oppure tolleravano, oggi invece tutto un po' diventato più difficile anche fare appunto le goliardate. Tra l'altro devo anche dire che le goliardate fanno parte della ricorrente narrazione che facciamo tra di noi ex compagni di classe quando ci troviamo a cena, per esempio. Cioè praticamente si parla solo di quello, ridiamo a crepapelle ricordando proprio quelle cose. Io ricordo anche i professori importanti che ho avuto, loro indubbiamente hanno avuto sicuramente un ruolo nella vita di molti di noi, sicuramente nella mia vita, direi sostanzialmente a conti fatti, proprio non tanto per quello che insegnavano, ma per l'amore e l'impegno che trasmettevano in quello che facevano. Questo è, secondo me, l'insegnamento migliore che può dare un docente ai suoi studenti. Secondo lei invece, a noi che ricordo resterà di questi anni di scuola in un tempo così particolare? Lo so che è difficile, tra l'altro è uno dei miei dispiaceri più grandi. Un'intervista di marzo mi sembrava di averlo detto, insomma io credo che un giovane avrebbe diritto a socializzare con i suoi coetanei. In ogni caso vi ho visto in questi ultimi 2 mesi, io sono veramente commosso nell'avervi visti tutti così bravi e attenti alle regole. Devo dire che non era secondo me scontato e quindi è un comportamento che vi ha dato merito, vi dà merito e quindi vi dico bravi proprio. Cosa resterà a voi? Dipende anche da voi. Io vi posso indicare una strada, quella che ho imparato nella mia vita. Io credo che, siccome ci manca qualcosa, giusto quello che ci viene tolto, però io anche ho capito questo, che non è l'abbondanza di beni e di servizi, qualunque si siano, che dà senso alle nostre vite. Il senso, secondo me, sta dentro di noi e le difficoltà possono aiutare a trovarlo. E questa triste storia, giusto, della pandemia compromette sicuramente il nostro modo di interagire con gli altri. È vero, non sarà facile ripristinare, per esempio, la fiducia nei contatti, già si vede, no? Insomma, la mascherina, la distanza sono diventate proprio quasi consustanziali con il nostro comportamento. Ci sta cambiando qualcosa. Però queste difficoltà si può affrontarle in 2 modi. Uno di questi fa appello alla valorizzazione del senso profondo delle relazioni. Abbiamo visto che non sono scontati, abbiamo imparato che tutto il nostro modo di vivere può essere messo in discussione. Abbiamo imparato che le nostre società hanno fragilità intrinseche, è emerso che il nostro sistema economico, se posso dire, non ha fondamenta solide e che l'egoismo sociale ci danneggia. Secondo me possiamo imparare a riconoscere la nostra fragilità, per esempio, individuale e sociale. Possiamo imparare a dare valore ai piccoli gesti relazionali, che non necessariamente devono essere abbondanti, non è che dobbiamo avere un'overdose di gesti relazionali, basta che siano significativi. Io direi che possiamo imparare a riconoscere la solidarietà reciproca, perché tra l'altro è solo questa la strada che ci permette di superare la pandemia, a parte i farmaci, insomma, no? Possiamo imparare a riconoscere che non è nel consumismo sfrenato che troveremo la felicità. Io sì, batto il chiodo sempre lì, lo studio e il sapere non si fermano solo perché i nostri docenti li vediamo in uno schermo. Io credo che abbiate visto, molti di voi studenti hanno visto che i docenti sono più vicini di quello che credevamo, non è poco mi sembra, no? Abbiamo scoperto che siamo tutti dalla stessa parte e non è poco neanche questo. I vostri docenti stanno dimostrando che credono nel loro lavoro, insomma credo che avere l'occasione, perché è quello che ci permette questa cosa, no? Nel male abbiamo questa possibilità di riconoscere che questi valori possono dare uno spessore che potrà rendervi donne e uomini migliori. Avete l'occasione insomma per diventare donne e uomini che hanno imparato il senso della generosità e del dono, e io credo che questo sia un grande insegnamento. Secondo me, se così sarà, queste difficoltà, questa penuria di scuola che stiamo vivendo vi resterà negli anni, vi darà dei contributi significativi che non tutte le generazioni hanno potuto avere. La consapevolezza nel valore di queste piccole cose, che non sono piccole ma in realtà sono grandi.
Grazie, noi abbiamo concluso l'intervista e speriamo che la prossima ovviamente possa essere su temi Più più leggeri, sì, leggeri, ecco, sì, sì, esattamente. sicuramente. Vi ringrazio ragazzi, voi, ringrazio voi di Eugamia RTV e ringrazio tutti gli studenti. Grazie, sapete. Arrivederci. Saluti a tutti.